È stata per me un'esperienza molto importante quella di essere in Europa, difendere il Veneto e il Nord-Est. Ci servono adesso energie, forza, passione e io come sempre sono a disposizione del mio partito e dei veneti. Era il 12 marzo, sono passate 2 settimane da quando, per la prima volta, su Rete Veneta Alessandra Moretti ha annunciato la sua disponibilità a candidarsi alle elezioni europee del 26 maggio. Per lei sarebbe un ritorno a Bruxelles dopo che nel 2014, con ben 230.188 voti, fu la campionessa del Partito Democratico nella circoscrizione del Nord-Est. Da allora ad oggi molte cose sono cambiate nel PD che dal 40% è sceso sempre più in basso, superato dal centrodestra a trazione Lega e dal Movimento 5 Stelle a trazione centro-sud. Oggi i sondaggi attribuiscono al Partito Democratico nella circoscrizione del Nord-Est da 6 a più verosimilmente 3 seggi e con 3 seggi rischia di non essere eletto nessun eurodeputato veneto. Io mi auguro che ci sia nel prossimo Parlamento europeo anche un esponente del PD veneto sicuramente e penso che si debba, come sarà, rispettare il criterio della preferenza di genere, quindi ci sarà la possibilità di esprimere una doppia fino a 3 preferenze, ovviamente rispettando l'alternanza uomo-donna, e penso che anche per questa ragione sia fondamentale che il Partito Democratico Veneto esprima e componga, diciamo, una squadra dove anche la componente femminile sia una componente non solo rappresentata ma anche forte. I democratici a nord-est puntano a conquistare almeno 3 seggi. C'è spazio per il capolista, il romano Carlo Calenda, e per la modenese Elisabetta Gualmini, ma il terzo incertissimo posto potrebbe andare a un altro candidato dell'Emilia-Romagna oppure a un alfiere del Friuli Venezia Giulia. Il PD Veneto, se vuole dare rappresentanza ai veneti di centrosinistra, non può dividersi in tante correnti e correntine che portano avanti troppi nomi. Al contrario, dovrà compattarsi puntando su un profilo radicato sul territorio, anagraficamente giovane, elettoralmente forte, mediaticamente popolare e riconoscibile, capace di restituire freschezza ed energia al partito. Toccherà al neosegretario Nicola Zingaretti individuare chi ha queste caratteristiche. Io ho messo e metterò a disposizione, se il partito lo vorrà, la mia forza, non pongo condizioni e soprattutto non metto veti su nessuno, perché io penso che in questo momento noi abbiamo bisogno davvero di tutti e abbiamo bisogno di comporre una squadra forte.